Non è stato facile perché abbiamo avuto 2 o 3 settimane in cui ci allenavamo in pochi. E poi quando andavi a giocare la domenica avevi degli sprazzi in cui magari prendevi un bel vantaggio e poi altri in cui andavi completamente a caso, e quindi come è successo a Bassano, che abbiamo fatto un bel parziale del terzo quarto, ha durato 5 minuti e poi siamo andati in crisi. Oggi invece siamo stati molto più lucidi, abbiamo cominciato un po' male, ma i primi 2 quarti le percentuali erano veramente basse e abbiamo fatto fatica. Poi abbiamo trovato più ritmo, più passaggi e abbiamo preso un bel vantaggio. Peccato alla fine abbiamo sofferto un po' troppo, perché queste partite qui si devono chiudere e potevi vincere comodamente di 15 e invece te l'hai giocata. Fortunatamente questa volta non abbiamo preso un canestro alla fine, anche se c'è stato il rischio, perché abbiamo preso almeno 2 tiri pulitissimi, piazzati piedi per terra, che hanno sbagliato per fortuna. Non dovrebbe più accadere, cioè se dobbiamo arrivare alla fine queste cose qui non devono succedere. Ecco. Se la palla va dentro è sempre più facile, però ecco, deriva dalla squadra, perché se la squadra ti mette in condizioni di tirare in ritmo, chiunque di noi tira, quindi se prendiamo la palla in ritmo sicuramente riusciamo a far canestro. Oggi è toccato a me perché comunque era un po' acciaccato, non si è allenato mai, è meglio così, e poi toccherà a qualcun altro, e se questa cosa si espande a tutta la squadra forse soffriamo molto meglio. Ecco, solo questo.